Lo sapevate che dal maggio-giugno 2023, e cioè esattamente da quando è entrata in vigore la tanto vituperata riforma Cartabia, che tanto ha fatto discutere i penalisti, anche i civilisti, cioè gli avvocati che tutelano diritti patrimoniali nell'ambito del diritto civile, qualcosa è cambiato in meglio? Ad esempio, il contratto di comodato è il contratto gratuito con il quale una persona presta da incomodato ad altra persona un immobile senza alcun corrispettivo. Bene, prima della riforma Cartabia era necessario, per liberare l'immobile, procedere con un lungo e farraginoso ricorso in materia di locazioni o in materia di locatizia, che addirittura prevedeva l'obbligatorietà della cosiddetta mediazione prima di impostare questo ricorso, della durata di non meno di 2 o 3 anni come giudizio, e quindi per poter liberare l'immobile si prevedevano tempi molto lunghi. Invece adesso con la riforma Cartabia è possibile procedere secondo quanto è disposto dal novellato, noi diciamo avvocati, cioè modificato articolo 657 del codice di procedura civile, ad uno sfratto per finito comodato. Quindi assieme allo sfratto per finita locazione, allo sfratto per morosità, vi è anche lo sfratto per finito comodato. Durata del procedimento un paio di mesi e si ottiene subito un'ordinanza di rilascio dell'immobile, con molti più vantaggi per colui che concede, il proprietario che concede in comodato il suo bene immobile. Se vuoi maggiori informazioni, segui i nostri canali o seguici su YouTube o sui social o rivolgiti alle nostre sedi di Padova, Corso del Popolo numero 21.